Momento di auguri da parte del neosindaco Francesco Miccichè, accompagnato dai suoi assessori, stamani presso la sede del Palazzo di Città, di un buon 2021, fiducioso che possa essere fiorero di buone cose, ma è stata anche l'occasione per tracciare un succinto bilancio delle cose in cantiere che si andranno a sviluppare con il nuovo anno, con un cenno anche alle cose già realizzate. Il mio augurio per la città è quella di poter ritornare alla normalità. Dobbiamo uscire fuori da questa pandemia che purtroppo sta creando un disagio notevole a livello economico a tutte quelle attività commerciali che hanno subito questo danno. La chiusura quindi è stata nefasta per loro e quindi il danno economico ingente. Vediamo se possiamo uscire al più presto dal lockdown e poter incentivare tutte quelle attività di cui sopra. Una delle mie iniziative sarà quella di incentivare, di promuovere il turismo e quindi far diventare Agrigento non una città a vocazione turistica ma proprio turistica e far sì che il turista, restando qui diversi giorni, anche settimane intere, possa andare di nuovo a ricomporre quei tasselli che sono fondamentali per l'economia agrigentina. Tanti progetti portati avanti, sì. Appunto il porticciolo di San Leone, ma non solo, anche il completamento del finanziamento per Argento Urbana. Sì, noi per correttezza devo dire che abbiamo continuato l'attività amministrativa della vecchia amministrazione e quindi abbiamo portato fino a proprio ieri sera, abbiamo completato le misure dell'Argento Urbana in continuità, in continuità a quello che la precedente amministrazione aveva iniziato e quindi noi abbiamo completato il lavoro già fatto da altri. Per quanto riguarda le iniziative nuove, mi parlavate voi del porticciolo di San Leone. Che cosa sta succedendo al porticciolo di San Leone? Ci saranno due interventi, un intervento immediato, grazie anche all'intervento e all'impegno del Genio Civile di Agrigento. Devo ringraziare l'architetto Rino Lamentola che mi ha coadiuvato, ha anche accettato le mie richieste. Quindi il primo intervento, che inizierà immediatamente nei primi mesi del 2021 e prima dell'estate sarà completato, consisterà in un rifacimento del braccio di ponente, una ripavimentazione proprio di questo braccio con una fruizione totale anche dello stesso braccio fino al faro, cioè, mentre adesso è soltanto metà molo fruibile, poi sarà fruibile fino al faro con l'illuminazione e con delle panchine. Altro intervento è sulla ringhiere, verranno rifatte tutte le ringhiere, verranno rifatti i servizi igienici, i due servizi igienici attualmente esistenti ma ahimè devastati, e proprio per evitare questo fenomeno dell'incuria metteremo accanto ai servizi anche un ufficio per poter far sì che chi deve gestire questi stessi servizi avrà un ricovero per l'estate. Altro intervento, ci sarà anche una riqualificazione per ora transitoria anche della parte del lungomare che arriverà fino quasi all'ex lido Aster. Lì ci sarà una fruizione della spiaggia, ci saranno anche rifatte delle docce, e ci sarà anche una riqualificazione dei campetti di pallacanestro, di calcetto, e la pista di pattinaggio, anche i campetti di tennis. Questo nell'immediato. Nel futuro ci sarà, già abbiamo avuto proprio il finanziamento di 900.000 euro per la progettazione del nuovo porticciolo turistico, dove a quanto pare il finanziamento sarà intorno ai 15 milioni di euro per ampliare e rimodulare il porticciolo e renderlo naturalmente più fruibile alle grandi imbarcazioni. Capite bene cosa vuol dire avere qui a San Leone, ad Agrigento, yacht di grossa taglia, vuol dire per portare più turismo ancora. Altra idea che stiamo portando avanti, che ho voluto riprendere io, quasi portando fuori dei progetti già esistenti ma quasi abbandonati, è la foce del fiume Acagas. Diventerà un'oasi, diventerà fruibile, diventerà accessibile quindi a chi vorrà poi andare a visitare questo sito. Poi ci sarà anche un ripristino del boschetto del Viale delle Dune, sperando anche con gli enti preposti di effettuare immediatamente una convenzione e poter quindi
riorganizzare questo bene nostro quasi abbandonato e poter far sì che si potrà anche godere di questo spazio per quanto riguarda le passeggiate, per quanto riguarda anche la libera attività fisica che ognuno di noi vorrà fare. Altre iniziative. Abbiamo fatto la riqualificazione del centro sociale di Fontanelle. Abbiamo finanziato la riqualificazione del centro sociale di Fontanelle, che finora è stato abbandonato, e andremo a riorganizzare e faremo il bando per riutilizzare lo spazio a parcheggio di Cugnovela, fondamentale per lo stazionamento degli autobus turistici e quindi anche una fonte di guadagno per la nostra Agrigento. Stiamo cercando anche di organizzare, grazie anche ai miei assessori, cioè anche al vice sindaco, riorganizzare e rimodulare anche la raccolta dei rifiuti solidi urbani.